Buonasera a tutte e tutti, bentornati nello spazio virtuale del MUA, Museo e Archivio Storico di Sydney. Siamo qua questa sera oggi con Valerio De Ida, responsabile della gestione, e Emanuele Pittoni, che ha un curriculum lunghissimo che non so qua a raccontare, ma ci interessa particolarmente per quello che farà da oggi in poi, quindi in qualche modo il tutor è il narratore per questo nuovo appuntamento. Siamo qui infatti oggi per parlarvi di una attività che è la naturale prosecuzione o meglio la modifica di un'attività che già abbiamo da tempo in programma e che si chiama Keep in Touch, conversazioni in inglese. Da questa idea abbiamo deciso di farlo anche in sardo, abbiamo detto perché no, e quindi abbiamo chiesto a Emanuele Pittoni di lanciarsi in questa nuova avventura con noi. Lui ha deciso di prendere paracadute e appunto seguirci in questo balzo e oggi abbiamo pensato di raccontarvi un po' come funzionerà e in che modo sarà organizzato. Direi che passo subito la parola a Emanuele. Saluti Emanuele, come ti stai? Itasi contasa. Saluti a totus, saluti Valerio, saluti Isabella. E beh, si conto che caso spantavo e presa un meta di questa idea che si dentro di organizzare questo questo sattovio su imperendi su Sadru o del suo chi ha un predio o cianciarrai de carichi sia la cosa imperendi su Sadru. È sicuramente un modo che secondo me mi parla bene a sta lingua. Devo prima pure questionando con un'amica a suo telefono e mannau devo questionare un altro tipo di sadru e si no si comprendeu su e chi io scura ma che no castia se usu accanto ci perdi questa lingua secondo me è questa lingua che dimmi dei no, de nostro che sono sardo su più che non su questa lingua c'è da te dunque penso che Resident è bella ma quanta è via proprio sta lingua può da frandigai potevo andare. Assolutamente sì. Io parlo in italiano perché ovviamente la lingua sarda non la conoscono tutti e di fatto questo Zatobius sreviti proprio pocusso, no? Noi facciamo mesturu, perché servono? Perché chiaramente un po' tutti conosciamo il sardo, però io stesso faccio spesso mea culpa, non avendolo mai studiato a scuola, e in questo è stato molto carente il nostro, come dire, il nostro governo locale, non ci ha istruito, almeno a noi che siamo un po' grandicelli, nell'imparare la lingua in modo più corretto. A noi non interessa, o perlomeno questi incontri non saranno degli incontri per imparare la lingua sarda in modo con la grammatica perfetta, con la variante precisa, no. Sono degli incontri per permettere a tutti di migliorare la lingua sarda e di tenerla ancora viva. Quindi, come diceva Lele, chi uno questiona da su Trecentesu, su Campidanesu, anda benissimo. Chi uno questiona da commenti gusto de Santo Asivi, o gusto de Santo Ingio, o gusto de Fonni, Arizzo, Sassaresu, non si interessa, anda benissimo. Sa lingua sarda esti bella voi esti 10, esti vatta 10, esti brena de ammesturus interessanti, a noi si piace di 10. Poi non riuscivo che lei siete di accordo. Ma sì, certo che sono di accordo. Si comprende su dei pare vari, questo non è un problema. Certo, te cristiano campidanesu, come ti asinao tu, tu cristiano scetti, qui non da mai imparato a scuola, da imparare a iaia cosa mia, da imparare questa famiglia cosa mia. Dunque, vieni di lo che altro bene a tu cristianai, quando scrivo su queste canzoni, scriva con Sarrata Vignata e poi scrivo con San Malasorti e uso sempre dentro a conca però questa è una cosa importante te dovrai squadro su chi te scriva vendi che all'incuno come te nai a troppe liendi
in litras in isfuedus e uso sempre cercavo a quando torrai isfuedus in questa maniera giusta precontenti a maestro su de lingua sarda, me ne da conca Ivo Murgia o Alessandro Degliana, insomma, tutti gente che tu conosci di bene. Quindi poi no, Alessandro Degliana, no, si chiama Lisandro Degliana. Bisi, tocca adesso, però è proprio questo su gioco de Susanno, cercai pure de sicurezza. Certo, ma voi non è una cosa, no? Tu ogni tanto fai troppo se sono pago brasso, poi se no, tu scrivi, tu chi sta, no, tu sei bravo meta, non so, su scerao tu, su seriao tu, mica c'è tu conoscevo a tu, no, no, ne conosco gente brava, gente, insomma, chi accademico su questa lingua sarda, però appunto no, fermi tutti. A noi interessa una persona che si è distinta nella storia della Sardegna, perché effettivamente ha valorizzato la lingua per quella che è. Dal mio punto di vista posso dire che lo conosci abbastanza bene, io ogni tanto ti chiedo infatti come si dice quello, come si scrive quello, perché effettivamente c'è una carenza importante. E abbiamo scelto te, appunto tu hai già citato Rata Pignata, che hanno scritto una parte importante della storia della musica in Sardegna e in Italia, anche oserei dire, ma diciamo anche nel mondo, e ora con Malasorti ancora stai continuando in questo, ma non ti limiti solo a fare musica, perché da quanto mi risulta anche in radio, in radio e in TV, stai portando avanti, ecco, un bel progetto di valorizzazione della lingua sarda attraverso appunto non solo degli aspetti che riguardano, diciamo, meramente linguistici, no? Ma tutti quegli aspetti che fanno parte della quotidianità, quindi dalla cultura all'artigianato, alla cucina, non so, vuoi raccontarci qualcosina di queste cose che fai, che ti occupano le giornate? Sì, certo. Dunque, da una parecchia anni traballo come collaboratore con Sarrai. Ho cominciato, mi pare, sul 2018, un paratore cubeto con un programma di itineranta Baidoi. Questionastasi plus che altro, e questo torna bene con questo che si naumo e moi, che sti proprio su de questionari de chi sia da cosa, de dotto, e festi, e noi su questionastasi de questo che in italiano dinanta turismo attivo, de cosa so de fai o si sciolli paguago in Sardegna. E ho questionato de dotto, de questo chi si nada da canyoning e poi hanno potuto imparare con su sardo, non su questi si questionano del canyoning, durante la pizza in italiano, proprio di questionarsi con chi via da questo tipo di attività che via da andare con Saganoa in Isarriusu ed è fatto in sardo, o tipo Tsunaiga moi se sono cominciando a imparare Renzo Cugis, questa seconda stagione de Vicciocus de Grovi. E ho fatto Saturano e ho visto usciti di musica. Quest'anno invece questa cosa ancora de Bruso si torna da accanto con i suoi su Chiasinau, che questo de Picciocus de Grovi a sa circa dei squedus, dei scontus, dei sughi conosceus ma in una rencona una parti, dei sughi esti spantoso e a me da porta sanno dubbio subito tenere un vago de come tenere cinici o de gruini che tu goverdi e uso già incominciato poi proprio questa gita Giovia ha preso la prima puntata una bella agora esa scoperri dei te usando la questione e poi questi s'altra parte che mincianti come tenere in brillau come si chiama in sardo mintanti vigaum quindi senza televisioni con Eia TV so fare questa seconda stagione di Sighi Sighi che è un altro programma che è più organizzato da Eia TV e quest'anno siamo pari a un altro chi sa lingua sarda da conoscere in una maniera spantosa un scrittore che dinanta Ivo Murgia quest'anno è usato a trapallare in giro per la Sardegna
devo a fare questa parte, come intendai, sempre de questo che è su trekking, conosci, si muovono spaventi, si attopiai gente, dici un Rio, mi pare che usa fare, pensa che è una cosa che non manca da in Idingia da stai bino, e su invece ad traballare con artistas, chi vintan, chi scrinti, chi poetas, e questa è un'altra idea, poi vai proprio a topiare sa lingua in due maniere. E l'altra cosa importante è questa de imparare su sardo che si dimoria. Che si dimoria de si sbagliai, che si dimoria de naiga, ormai se uso questo demonio de cosa, come tu potevi suzzerriare, mo, in sabro. Esti una cascetta wifi, non intendi sta musica, o vieni da nai, ma vinci se questo è su cellulari. Su telefonino, su cellulari, su telefonino. No, ma da volta sa magari proprio ananti te vuoi so stato demonio vonni non sembra difficile però. Dopo te su serriai si tesinanta poi vonni sa pindice da USB, però diesi come a volta sa me da squadro su come te posso italiano si misturano con su sardo, quello su inglese, su quello su italiano. Sa lingua è sta ici, poi forse se mi sbaglio, ma ho usato che si scientifici proprio poi di questa parte, sa lingua sa quanta da vita sa mistura, perché non sa quanta, la barra da possibilizzata non di bestia, e questo è un pago si idea che dà in buddha questa lingua cosa nostra. E questo è questa cosa così importante, è una delle ragioni se vuoi te a fare questa cosa che conosco è bella meta, poi commenta museo Deo e Isabella Pudu penso è meta importanti de valorizzare tutto questo che esti si identità di non è scelta lingua no ma si storia e può valorizzare queste cose è importante ecco fai atto per persone da tutti i gente da fare questionari de gascitas che funno usate da ascoltare musica da fare questionari de telefonino su computer libri su poi c'è una cosa che è arrivato pure un commento Tasinanta risolve sempre tutto è vero c'è da dire questo, no? Sto ritornando in italiano, che a un certo punto, io non sono un esperto linguista, ma a un certo punto la lingua sarda è priva, così come altre lingue, di traduzioni rispetto a degli oggetti, perché essendo una lingua che non è stata utilizzata nel momento della creazione di questi dispositivi, o meglio che non è stata nutrita di questi nuovi lemmi, e si è impoverita appunto di questi vocaboli. E quindi adesso è arrivato il momento giusto, questi incontri serviranno anche a questo, no? Noi faremo una sala virtuale, così vi dico anche come funzionerà, faremo una sala virtuale del museo, finché non si potrà fare in presenza, e noi speriamo quanto prima, perché anche se siamo in zona bianca, dobbiamo sottostare a tutta una serie di restrizioni che non sto qui a spiegarvi. Faremo una sala virtuale, ci incontreremo virtualmente. Emanuele Pittoni, lei cosa farà? Dirà, oggi parliamo di gusto, per fare un esempio. I testi gusto e nascere un ragionamento. I testi gusto? Sa medrona, sudoppi. Sudoppi. E si ragiona da chi straniera queste cose, cioè... Per me è una cosa di grande spanto, una cosa incredibile. Quindi... Ma sì, ma si vede pizza che si no, di questionare de libri, di questionare de musica, poi per me mi figurai sì, è una cosa che mi piace di me, ma penso se dei commenti in modo di pozzonare, se andavo a su supermercato e conta sì, in tasi comporavo, in tasi scegliavo po brandi o po cenai o po su bruzzo. E questa è un'altra cosa che poi non me ne hai detto cruccurighetto, tammatta, però a un certo punto arriva l'avvocato, s'avvocato, e quindi poi punti come te n'hai
cosa che i punti più trendy senza in sta cucina doveva papà sushi, e questa è un'altra cosa, chi è in trendy in sa lingua, come ti fai con sa lingua italiana ci tu zacca questo squadro in sul dizionario ad toccare ai scienziati della lingua a ci zaccare a tu squadro i punti diventano a tipo pezzo di petaloso, no? C'è caso di agattare i nomi di no su de buoni in sa lingua sarda, scusa. Dunque, Isabella, so se come ti funziona da questa regionata, da questa Tobius? O non deo? Tu una idea pure. Lo spiego in italiano così poi lo capiscono tutti. Allora, l'incontro è ogni martedì alla stessa ora in cui ci siamo incontrati oggi, quindi alle 19, ha una durata di un'unica ora, quindi dalle 19 alle 20 e appunto ogni settimana Lele sceglierà per noi partecipanti un argomento. Ci presenterà magari delle parole nuove e vedremo insieme come dialogare su quell'argomento. Per chi è per tutti. Quindi chiunque abbia piacere di passare un'ora con Lele a parlare il sardo, a prescindere, cosa è già stato detto, però mi piace sottolinearlo, a prescindere dalla forma dialettale che parla o quanto bene o male parli questa bellissima lingua, ha la possibilità di partecipare. Non è in diretta ovviamente, quindi ci si deve iscrivere. Per potersi iscrivere si può mandare un'email a associazione.ardesia@gmail.com oppure info@muasinnai.com, ma queste cose poi ve le riscriveremo anche più avanti, oppure contattarci ai numeri di telefono che vi daremo poi successivamente, che potrete vedere anche nell'evento. Potete scegliere appunto di partecipare, gli incontri hanno un costo di 5 euro a incontro, non c'è l'obbligo di frequentare, non vi facciamo firmare un assegno per frequentare per minimo 800 lezioni, questo no, sono incontri in realtà, sono conversazioni, non sono delle lezioni come abbiamo detto. Avete la possibilità di decidere: questa settimana voglio partecipare, mi iscrivo e partecipo, e poi decidere di volta in volta se aderire. C'è un numero massimo di partecipanti per mantenere la qualità della conversazione e per fare in modo che tutti possano avere il proprio spazio e la possibilità appunto di parlare e di esprimersi. Ci tengo anche a sottolineare che non è una scuola, così come non lo è il corso, l'attività che facciamo di conversazioni di inglese, non è un corso di inglese, non sono lezioni di inglese, ma è un'occasione per parlare insieme con una persona che lo sa fare, in questo caso in sardo. Basta. Apu naudottu, o no? Manca da alcuna cosa. No, Asenaudotto. È arrivato un commento importantissimo che ho mandato, chiedono petaloso in sardo, commenti in arada? Petaloso in sardo, commenti in arada? Potevonai Affroroso, bellissimo, bellissimo. Torna, bravo. È preparato, ha dimostrato di essere preparato. Quindi... mica secondo non era la stessa Affrori o arrammatao. Quindi è una arrammatura, no? Proprio sì. Per citare Sant'Elisio. No, Denise ha ragione che posso aggiungere una cosa a pizzo del su che appena andavo Isabella, proprio di chi non è una scuola. Intanto sono pensando proprio di un'esperienza spantosa me che è stata russa con Sinesis, dedotto si impari con Susardo, finanziato da Città Metropolitana, finanziato, poteva andare con una collaborazione della Città Metropolitana, è stata un'esperienza molto importante. Noi non vi era una scuola, ma vi era un'esperienza, poteva andare, di lingua sarda, e noi spicciocca, imparando a scrivere in lingua sarda. E pochini, da volli fai questo tipo di esperienza con
sul museo e archivio de Signia, si può tornare che sta gente che era spantare a meta. Quita non fiata sta prima, non fiata sta seconda, ma sta da tresi ancora che stiamo su usare documenti sia da bene e nemmeno su tenia documenti nai spramma de vai insomma sta cabo esistette un'esperienza spantosa chi non vi era una questa è una cosa che non farà mai tengo sul registro dei foto là. Beh, Meda, no, voi dopo partecipare da ovunque, devo proprio negare già emozionare, no? Questo faccio finta di, ogni tanto faccio una citazione di quelle, però non vado oltre. Va benissimo, allora io direi che abbiamo dato un quadro generale di quello che succederà a partire da martedì prossimo. Grazie mille Lele Pittoni. Grazie a Sausatrus alla presentazione. Grazie Isabella, grazie Valerio, grazie a tutti chi hanno ascoltato questa live, questo live, io so imparare un altro guedo, questo live che ho fatto. Grazie Sam. Io spendo giusto qualche altro secondo per dare gli appuntamenti di questa settimana, altrimenti mi licenziano. Li dico in italiano così raggiungiamo tutto il pubblico internazionale. Sì, allora oggi è 2 marzo, il prossimo appuntamento, il più importante della settimana, il più prossimo a oggi è il 5 di marzo per i talks, i dialoghi di archeologia, arte e architettura. Avremo ospite Fabio Pinna dell'Università degli Studi di Cagliari, un archeologo incredibile, io lo dico per tutti, no ma è troppo dogo lui, parleremo di archeologia pubblica, che è un argomento molto molto interessante e attualissimo, perché dove si parla di pubblico e di pubblici è sempre attuale. Poi abbiamo sabato 6 marzo Storie al di là dello sguardo, il laboratorio di scrittura dall'arte insieme a Carla Marcialis, mentre domenica 7 di pomeriggio a partire dalle 16 abbiamo un laboratorio che si chiama Che Mito, è un laboratorio tra archeologia, arte e storia insieme ai bambini. Non fare sì con la testa, Lele, perché tu non puoi partecipare, è per i bambini dai 5 agli 11 anni, non fa. Che cosa faremo? Racconteremo i miti tra archeologia e arte e quindi faremo delle storie legate proprio ai miti e cercheremo di inventare anche delle storie, insomma è qualcosa di molto molto interessante, così diamo qualcosa da fare anche ai poveri ragazzi, bambini che si stanno un pochino, come dire, chiudendo in casa, noi lo facciamo sempre a distanza dal computer, però insomma gli raccontiamo qualcosa di diverso, ecco. Basta, per questa settimana siamo a posto. Allora, grazie ancora a Lele Pittoni, grazie a Isabella Seni, che è sempre poi al museo. Grazie a te. Allora, ci vediamo la settimana prossima. Grazie a Lele. Grazie a Sibiri a Martisi.